Buonasera a tutti ragazzi, stavolta diciamo un'altra affermazione di un vulcanologo molto esperto italiano, si chiama Mario Mattia dell'Ingivi, che secondo una sua tesi di recente ha affermato che ci sarà il tanto famoso Big One, quindi il grande terremoto, quindi è realistico pensare, ma prima o poi arriverà, non sa quando, però comunque sicuramente non si deve escludere perché prima o poi ci sarà, quindi non ci sta dubbio che ci sarà un terremoto, diciamo, a livello catastrofico simile addirittura a quello del 1693. Quindi diciamo che la zona più a rischio per lui, per l'Italia perlomeno, dice che è Catania. Catania, se vi ricordate, ragazzi, è stata distrutta nel 1189 e poi nel 1693 e dice che siccome diciamo, la geologia, diciamo, della zona non è cambiata, quindi si aspetta che si potrà verificare la stessa cosa, quindi non lo esclude proprio. Quindi il vulcanologo, questo di Catania, Mario Mattia, ha aggiunto che l'ultimo evento sismico del 1990 causò 13 vittime, se vi ricordate, e fu, diciamo, un terremoto abbastanza piccolo secondo lui. Lui dice, pensate che un terremoto di 7,5 come quello stimato nel 693, 1693, che tipo di danni farebbe su una città come Catania? Quindi lo stesso discorso però vale per Ragusa e Siracusa. Pure qui diciamo il rischio è molto alto, quindi ha ribadito il Big One ci sarà, non è prevedibile lo sapere quando, ma prima o poi ci sarà, quindi dice, è il destino di chi vive in queste zone particolari della Terra come la Sicilia, la California, alcune zone del Giappone, diciamo zone che sono altamente sismiche. Purtroppo occorre dire che l'impatto di forti terremoti nella realtà siciliana e catanese è sempre, diciamo, esistita, quindi in effetti ci sono state due grandissime scosse, quindi poi ricordiamo che ci sta anche l'Etna che è un vulcano attivo e adesso dice sta abbastanza attiva, quindi diciamo che tutto questo magma a livello pure superficiale, diciamo la situazione non è delle migliori, quindi dice lui non voglio fare nessun allarmismo, ma questo comunque fa riflettere che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, prima o poi ci sarà un'eruzione o un terremoto, quindi non è perché dice lui io voglio fare, diciamo, creare panico, però dice sicuramente prima o poi arriverà, quindi c'è da aspettarselo, dice nulla è per sempre, quindi lui è convintissimo anche perché è proprio della zona, diciamo lui, che deve arrivare, è solo una questione di tempo, dice, quindi 1693 è capitato, nel 1189 è capitato e questi due terremoti sono stati devastanti e poco a dire così. Quindi diciamo che prima o poi, secondo lui, diciamo, capiterà. Quindi lui pensa che le parti più vulnerabili del pianeta, come ha detto, sono la Sicilia, la California e alcune zone del Giappone, quelle più fortemente, diciamo, a rischio. Quindi la Sicilia come la California sicuramente penso che parlerà dello Yellowstone, quindi ciao avvocatella. E alcune zone del Giappone ci sta pure, però non dimentichiamo pure che dice che non dimentichiamoci anche del Vesuvio e dei Campi Flegrei, in effetti dice, anche perché dice il Vesuvio è un mostro di vulcano e ha potere distruttivo, dice. Quindi a differenza dell'Etna, l'Etna è più lavico, dice. Quindi anche in Campania, diciamo, stiamo messi male, perché un'eruzione forte del Vesuvio può arrivare tranquillamente pure fino a Salerno ed oltre. Se invece poi dice parliamo dei campi flegrei, allora dobbiamo parlare di altre cose, dice, perché qui non si parla più di vulcani, ma di supervulcani. Quindi questi non sono neanche supervulcani, li chiamano caldere, in effetti, perché
in effetti è come se una città ci stesse sotto, quindi calcolate che i campi Flegrei come Yellowstone sono più o meno larghi 60 km, quindi una città intera sta sotto al magma come Yellowstone e questi qua possono addirittura cambiare le sorti del pianeta a livello climatico, quindi diciamo che stiamo quasi messi male tutti, quindi tra Sicilia, Campania, Yellowstone in America e qualche altro vulcano del Giappone, diciamo, sono 4-5 zone del mondo che fanno davvero paura. Però lui giustamente, siccome è di Catania e quindi studia proprio, diciamo, il vulcano Etna e i terremoti in Sicilia, lui dice che Catania è molto molto pericolosa. Dice qua 2 volte è capitato, sì, ciao Igor, e 2 volte è stato devastante, 1189 e 1693. E dice la cosa è che il problema è che la geologia della zona è sempre quella, non è cambiata, quindi tutti gli sforzi e tutto è rimasto come era, quindi dice non è cambiata dopo il terremoto la morfologia, quindi dice può capitare un'altra volta. Vabbè, io spero proprio di no, perché se no davvero è pazzesco. Quindi diciamo che in tutti i modi, fra Campania, Sicilia e diciamo Yellowstone in America, stiamo tutti messi male. Quindi mo, indipendentemente da quali di tutte e tre, anche se i più pericolosi, ripeto, sono sempre i Campi Flegrei, Vesuvio Stone che possono modificare il clima, quindi questi sono quelli lì che dovrebbero proprio stare belli fermi fermi, quindi a parte gli atti terremoti che sono anche normali oramai, però quello che più fa paura è sempre il Vesuvio e i Campi Flegrei. In Sicilia ci può essere il terremoto fortissimo, non si mette in dubbio, a Catania questo sì, può devastare Catania, questo sì, però se esplode il Vesuvio, ragazzi, non farà solo Napoli, quindi farà Napoli e tante altre città. Quindi diciamo che per ordine di pericolosità arriva prima, come io ho fatto una classifica, anzi l'hanno fatto loro in effetti. Ciao avvocatella, quindi viene prima Yellowstone, poi viene Campi Flegrei e poi viene il Vesuvio. Quindi diciamo che stiamo messi male male. Va bene ragazzi, vi auguro buona serata. Questo è un aggiornamento che ha fatto proprio questo signore, in effetti, sul suo territorio. Quindi diciamo che lo sapevamo già, però l'ho voluto fare questo video anche perché è una notizia che è uscita adesso su Catania di questo, diciamo, vulcanologo che ha ammesso, diciamo, che la Sicilia sta, diciamo, messa un po' malino, diciamo. Ho capito, avvocato, ho capito. Quindi se lo dice lui, allora stiamo proprio bene bene. Se adesso pure gli esperti si mettono a dire queste cose, come si dice, avvocato, se non è un tanto, ma un tanto di verità ci sta, quindi qualcosa non va. Come sempre dico, quando parlano è segno sempre che qualcosina non va bene, come dico io. Quando incominciano a parlare un pochino, già ci sta qualche cosa sotto sotto nascosto, quindi speriamo di no. Anche perché, diciamo, fra Albania, Vesuvio, ieri a Napoli, poi a Catania, poi qui, poi l'Etna che sta eruttando di nuovo, diciamo, stiamo proprio inguaiati quasi, quindi speriamo che si fermi tutto sto blocco qui, come dico io, perché, ripeto, se il Vesuvio può darsi la Campania, sì, d'accordo, ma se sui Campi Flegrei è un problema, diciamo, di tutti, non solo nostro. Sì, Salvatore, sì, sì, ma questo guarda, è strano che io mo girando nelle notizie ho trovato l'articolo di questo vulcanologo che ammette proprio la pericolosità di questa cosa, quindi è strano, di solito non fanno, non chiamiamolo allarmismo perché diciamo lui ha detto non voglio fare allarmismo, ma dobbiamo guardare in faccia alla verità, dice, quindi non è che solo perché non ne parliamo, dici vi pensate che non succede nulla, dice no, uno ne deve parlare proprio perché dice prima o poi succederà, è questione di tempo, dice, quindi è inutile che dicono che uno non deve fare allarmismi, queste cose qua,
dicono no, qua diciamo la verità, non è allarmismo, qua è diciamo vedere la verità. Quindi non è che lui vuole fare allarmismo, lo dice bello bello, tranquillamente dice io studio questo, secondo me la situazione non sta tanto bene, così l'ha detto brevemente lui. No, 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 no. Comunque, a finale, se deve succedere, come dico io, succede, ma spero che succeda più lontano possibile. Sì, sì, Salvatore, è così a finale, quindi non è che questo ha fatto giustamente un appunto, ha detto come sta la situazione e lui ha fatto la sua dichiarazione in effetti, quindi vedendo questi vulcani, vedendo l'Etna e cosa, allora lui giustamente lavorando all'IGV ha lasciato la dichiarazione che io adesso vi ho detto a parole mie, quindi lui dice io non voglio fare allarmismo, però mettiamoci in testa che succederà, quindi non vi posso dire oggi, non vi posso dire domani. Eh sì, Salvatore, ma il problema è proprio quello, dice che non ci sono piani di evacuazione, anche perché dice il tempo non ci sarebbe nemmeno. Quindi è quello che dice, qui dice lui, noi parliamo di piani di evacuazione, dice non esiste nessun piano di evacuazione al mondo che può riuscire a non far succedere nulla. Quindi non funzionano perché non possono funzionare in nessuna maniera. Quindi dice noi non possiamo fare una cosa che non si prevede, capisci? Perché quando è arrivato è tardi già, questo è il problema che dice lui. La gente, dice lui, pensa ai piani di evacuazione, piani di questo, piani di quello. Dice ragazzi, dice allora sull'Etna, ragazzi, siccome quello è lavico, si può fare la prevenzione. Questo qui, diciamo, si potrebbe fare. Ma al Vesuvio, dice lui, non si può fare una, diciamo, una misura di sicurezza perché quando succederà, dice, non ci sarà nemmeno il tempo di dire amen. Quindi dice, che piano di evacuazione facciamo qua? Cioè, pure quello migliore al mondo, dice, non ci sarebbe il tempo, non ci sta. Vi ricordate Pompei, ragazzi? Cioè, lui lo dice chiaro chiaro. È uno schietto, lo dice in faccia. A Pompei, mo Pompei è distante da Napoli, no? Da Vesuvio. Non c'è stato il tempo, ragazzi. Cioè, quelli si sono svegliati che già pietrificati, quindi non ci sta una misura. Pompei è lontana, non è vicina a Vesuvio. Non hanno fatto a tempo, pensa un poco. Cioè, voglio dire io, quello dice lui, quindi dipende poi da che cosa succede. Allora, se l'Etna, allora il piano di evacuazione va bene, ma dice l'Etna non ci sta bisogno di un piano di evacuazione perché è un vulcano lavico, quindi scende la lava, la gente ce la fa sempre a tempo ad andare via. Il problema in Sicilia è terremoto, in effetti, dice. Sì, sì, Avvocatella, sì, 2000 anni fa, sì, però voglio dirti io che se esplode non ci sarà, ma non avrai secondi per fuggire, perché se esplode il Vesuvio, sì, quello a Napoli, ragazzi, tutti i paesi che stanno sotto, sai come si bruceranno all'istante? Cioè, che piano di evacuazione fai? Dimmi. Sì, però Igor, sai che cos'è? I segnali possono, lui dice, variare da un sacco di cose. Dice, possono anche per 10 giorni fare delle tremolie e poi fare un'eruzione, oppure non fare nulla e eruttare una sola volta. Quindi non ci sta una cosa che riesce a prevedere l'eruzione o il terremoto, cioè nessuna cosa che ti può far capire che a breve ci sarà una scossa oppure un'eruzione, quindi è tutto affidato al caso. Quindi in caso il Vesuvio esplode e quello è di tipo violento, diciamo, non è quello là che... Quello, i paesi che stanno sotto il Vesuvio, ci mette, ma calcolando, ma ragazzi, 30-40 secondi. 30-40 secondi ha fatto qualche mezzo milione di morti, senza esagerazione, eh. Poi calcola dove arriverebbe se fa l'esplosione forte, cioè arriverebbe Pompei, Salerno, ma poi dipende pure da dove verrà concentrata. Ma comunque coprirà un'area, ragazzi.
meno 100 km, quindi calcolate dal Vesuvio in poi, nessuno riuscirà a scappare, ragazzi, questo è il problema. Quindi noi vogliamo dire, vogliamo fare i piani di evacuazione, ma questo è stato chiaro, quale piano di evacuazione fai al Vesuvio? Sì, beh, è sempre il problema di come esploderà. Se esplode tipo come... sì, sì, Salvatore, pure tu, i Campi Flegrei stiamo inguaiati tutti quanti, pure tu in Calabria, quindi qua non scappa nessuno con quelli. Però il Vesuvio, per farti l'esempio, butterà, se fa bene, la Campania per terra quasi. Diciamo, se avremo tempo noi di Salerno di fuggire verso la Calabria, vabbè, ma allora il napoletano sempre ha detto se San Gennaro, questo è una cosa, è un culto loro, diciamo, però dobbiamo guardare anche in faccia la verità. No, ma nessuno lo può fare, neanche San Gennaro, quindi, ma non per il santo, è proprio perché, diciamo, ragazzi, io ho visto, diciamo, parecchi video quando ha fatto quello diciamo, di Pompei. Vabbè, AMG, ma è normale che sono convinti, giustamente tutti quanti ma non si appendono a qualche cosa. La speranza, come si dice qua, è sempre l'ultima a morire, quindi loro sono convinti, va bene. Come noi a Salerno abbiamo San Matteo, crediamo che San Matteo ci protegga, ma non è che può fare veramente sta cosa, diciamo. Quindi dobbiamo essere più obiettivi, quindi è un loro modo di essere, diciamo, contro, diciamo, la mala sorte, diciamo così. Quindi loro dicono, San Gennaro mettici la mano da lui, quindi già li so perché conosco tanti amici napoletani, so come la pensano. Quindi diciamo che è così, quindi non si avrà il tempo di scappare, quindi a volte qualcuno mi dice il piano di evacuazione a Napoli non si può fare, ragazzi, perché il tempo per il Vesuvio non ci sta, con l'Etna invece il piano di evacuazione si può fare perché, ripeto, essendo lavico, quindi esce magma, quindi la gente ha tutto il tempo di andare via e scappare via. Ma quando parliamo di Campi Flegrei e parliamo di Vesuvio, che piano di evacuazione fai? Devi prendere un razzo e buttarti sulla Luna all'istante, più o meno, per salvarti. Cioè, quando devi buttarti in un missile e devi partire per la Luna. Questo è il piano di evacuazione che puoi fare al massimo. Ti immagino uno che ne so, che sta di caso, che ne so, a Pozzuoli. Scoppia il Vesuvio. Che tempo tiene questo di scappare da lì? Cioè, uno deve essere più obiettivo su queste cose, quindi non ci sarà nulla che lo potrà fermare. Io ho visto un video, ragazzi, una simulazione, anzi, quella è una simulazione. In 2 minuti, 3 minuti, tutto quello che sta intorno al Vesuvio verrà no bruciato, perché bruciato è poco a dire, è sciolto, come hai visto quando buttano la bomba tipo di Hiroshima che si scioglie tutto, così. Quindi arriverà un'ondata di calore che neanche il ferro riuscirà a mantenersi solido. Pure il ferro si scioglierà, quindi dove scappi? Piano di evacuazione quale? Se pensi che tutta l'aria si trasformerà in una caldera di fuoco, pure se c'è l'elicottero. No, sì, Salvatore, purtroppo se succede lì, sì, non ci, non te ne accorgi che sei morto al finale, secondo me, eh. È come quando sono stati sotto i ragazzi, ti ricordi la bomba di Hiroshima? Chi ha avuto la sfortuna, diciamo, di stare nel posto dove è stata sganciata, ragazzi, quelli non hanno detto neanche già erano sciolti. E così è l'ondata di calore che sprigiona quando un vulcano lo fa in modo violento. Quindi ditemi voi il piano di evacuazione come lo fai, come riesci ad attuarlo se non hanno, diciamo, nulla. L'unica cosa, ragazzi, è sempre la prevenzione, quindi è cercare di stare più lontano possibile da vicino al vulcano, quindi è l'unica cosa che si può fare come precauzione. Ma purtroppo comunque tanti amici pure miei mi dicono Giuseppe, ma io ho casa, c'ho il lavoro qua, c'ho la mia famiglia, ma io sono d'accordissimo, ragazzi, però come si dice? È un rischio comunque che corre, pure chi abita vicino all'Etna,
diciamo in Sicilia, lo sai, io capisco che è la tua terra, capisco che è il tuo paese, però devi anche essere consapevole che stai sotto un vulcano come l'Etna che, ripeto, a rispetto del Vesuvio non fa nulla di che, però devi essere consapevole che può succedere. No, ma qui non si tratta di essere fatalisti o no. Il fatto che io, AMG, io non credo il fatto che ogni volta che succede qualche cosa vogliamo dire Dio ci ha castigato, oppure la fine del mondo, l'Apocalisse. No, queste cose qui no. Perché ogni volta, se no, dovrebbe stare un'Apocalisse al giorno qua, perché in effetti succedono sempre fatti strani, diciamo. Non è che uno dice, ma non può essere ogni giorno un'apocalisse, MG, capisci? Cioè ogni giorno ci sta l'apocalisse allora, perché se vedi terremoto di 6.1, incendi, devastazioni, quindi diciamo che non può essere sempre apocalisse. E purtroppo il pianeta è ciclico, quindi ci sono sempre stati terremoti, ci sono sempre stati gli asteroidi che hanno colpito la Terra. Diciamo che è sempre stato così, non è che ogni volta possiamo dare la colpa a Dio, l'Apocalisse, i quattro cavalieri, le suore, come se le trombe dell'Apocalisse, cioè, e queste sono fantasie che ancora noi crediamo, sta fatto dell'Apocalisse. Perché io credo una cosa, che quando arriverà Dio veramente, ma nessuno lo saprà, arriverà e basta, quindi non è che farà tutto sto casino e diciamo no, no, quando arriverà, arriverà e basta, secondo me. Ma non si perde che l'uomo ha fatto tanti peccati, quindi Damien Thorn. Ta finisci di vedere i film, avvocato, Damien Thorn. Bella trilogia, me la sono vista tutta, mi piace questo qua. Mi sa che stasera me lo vedo, guarda, mi hai dato un ottimo spunto. Quindi diciamo che questo vulcanologo ha detto la verità come la pensa lui, quindi lui ha detto non esiste, non esiste che voglio fare allarmismo, no? Però dire il piano di evacuazione per Napoli dice non esiste. Voglio ammettere per l'Etna perché è lavico, e sì, ci sta. Però non mi venite a dire, ha detto, che a Napoli potesse fare. Sì, AMG, ma sai che cos'è AMG? Allora, io accetto tutto, figurati, ma non possiamo dare la colpa sempre a Dio, oppure alle coppe, oppure queste qua, perché in effetti la colpa è dell'uomo, come dice Igor, no? Se era intelligente diciamo, l'uomo a Napoli non aveva costruito sotto al Vesuvio. Quindi diciamo che è uno sbaglio anche della popolazione napoletana, cioè costruire case vicino al Vesuvio non è stato tanto facile. Oppure qualcuno ha fatto case abusive, qualcuno ha comprato casa lì. Io personalmente sono di Salerno e vabbè, però non comprerei mai una casa vicino al Vesuvio, neanche se me la regalano. Sì, Salvatore, ma al finale, allora, come ha detto bene questo vulcanologo, ha detto, la gente dice il piano di evacuazione, ma quale piano dice? Voi non avrete neanche il tempo di dire, ah, qui si parla di piano di evacuazione, cioè che la gente devono prendere la gente, li devono mettere in salvo. In salvo da che? Quello alla fine sarà un secondo, ragazzi. Quindi non puoi fare nessun piano di evacuazione. È come se tu mi vieni a dire ora, Giuseppe, facciamo il piano di evacuazione per Yellowstone. Io ti rido. Cioè, come faccio a fare un piano di evacuazione a Yellowstone? Ditemelo, ragazzi. Se quello in un secondo ci butta tutti quanti i chilometri e chilometri di persone in aria. Ma no, MG, guarda, tutte queste catastrofi che noi vediamo sono tutti quanti cambiamenti climatici, le eruzioni ci sono sempre state, i terremoti, ragazzi, ci sono sempre stati. Quindi non diamo la colpa all'Apocalisse, non diamo la colpa che Dio si è arrabbiato. Ogni volta che vediamo qualche cosa di strano,
diamo la colpa a, diciamo, all'Apocalisse. È la natura che va così. Non è che possiamo ogni volta, perché se riflettete, ragazzi, no? Ad esempio, ho detto che nel 1693 c'è stato un grandissimo terremoto in Sicilia che ha devastato Catania. Allora era l'Apocalisse? No. Poi l'altra volta nel 1163 c'è stato un fortissimo terremoto sempre a Catania. Non era l'Apocalisse, però ha devastato la Sicilia. A Pompei c'è stato quel bel Indì, e tu lo sai, no? MG. E ha fatto milioni di morti pure lì, ma non era l'Apocalisse. Quindi non possiamo dire ogni volta, perché se tu vivevi all'epoca che dicevi è l'Apocalisse, voglio dire io, se stavamo lì, tu mi dicevi Giuseppe sta venendo la Dio, ci sta condannando. No, sono passati 1000 anni. Cioè non possiamo dire, ah, 2000 anni. Quindi non possiamo dire è l'Apocalisse. Io per l'amor di Dio che tu vuoi credere questo, fallo pure, però è un po' tantino, diciamo, esagerato dire così, ma non per giudicarti, perché io non giudico nessuno, eh. Però ste tragedie ci stanno da una vita, quindi pure l'11 settembre. Sì, sì, l'ho visto, ho fatto pure un video su questo, sì, sì. Sì, sì, allora questa cosa qui l'hanno detto il fatto dell'anticristo che metteranno questo chip nella mano e che tutti quanti potranno né comprare, lo so, l'ho letto sulla Bibbia sta cosa, sì, però si sapeva comunque sta cosa del microchip che vogliono fare questo per controllare tutti i tuoi movimenti. In effetti questo qua è un controllo globale, capì? Vogliono sapere tu che cosa fai, per filo o per segno. Quindi poi ci sta la cosa della religione che dice che saremo marchiati per il marchio della bestia. Sì, però io la vedo più da un lato che vogliono controllarci tutto e per tutto. Vedi, adesso vogliono togliere i contanti di mezzo, vogliono mettere tutte carte, perché ci vogliono tenere nel loro potere. Quindi se oggi tu hai comprato, che ne so, un litro di gasolio e le sigarette, loro lo devono sapere. Quindi è proprio che ci vogliono controllare. Quindi diciamo è la colpa forse dell'elite mondiale che vuole tenere a tutti quanti belli stretti stretti. Quindi che poi ci sta la cosa del che ogni uomo sarà marchiato col numero della bestia. Anche questo ci può stare, però ragazzi parliamo sempre di cose che comunque sì, lo so, questo qua dell'Apocalisse di San Giovanni l'ho letto, sì, sì. Questo qua ci può stare pure, guarda, questo qua potrei anche metterlo nelle cose forse che possono essere vere. Però ogni volta che c'è un terremoto o c'è una cosa, dire che l'Apocalisse mi sembra un tantino eccessivo, in effetti, questo voglio dire io. Perché in effetti terremoti, ragazzi, eruzioni ce ne stanno tutti i giorni, quindi non possiamo dire ogni volta è un'apocalisse, ogni volta è la fine del mondo, le suone, diciamo, le trombe dell'apocalisse, perché se no, ragazzi, qua sta apocalisse quando dura qua? Allora, la pagina dello figlio di cose dell'apocalisse. Quindi, vedete, anche l'avvocatella tiene l'apocalisse in casa, come vedete, quindi... quindi diciamo che è così. Troppi terremoti, ragazzi, ci sono, ci saranno sempre. E non ne puoi fare a meno, perché domani è capace che esplode il Vesuvio, dopodomani il Pinatubo, ma ce ne stanno tantissimi, ragazzi. Dopodomani è capace che in Giappone fanno tsunami, ma non posso dire è, è l'apocalisse, perché no, ragazzi, dai. Ogni volta che succede un casino, io capisco che molti di voi sono credenti, credono in queste cose, per l'amor di Dio. Sì, sì, grazie, avvocate, grazie, sì, tambien. Ci vediamo là allora, avvocato, direttamente, ah. Poi piglia uno si scende molto, ma non mi e pure tiene ragione. Vabbè, ragazzi, comunque al finale, secondo me, i terremoti... Sì, sì, non ti preoccupare, lato destra o lato sinistra, dove lo metto? No, avvocato, noi andiamo all'inferno, andiamo. Che andiamo a fare in paradiso? Poi a destra, vabbè.
Allora, allora, pure la cosa del... No, a volte, certe volte uno dice il paradiso, l'inferno. Diciamo, ma se andiamo in paradiso, poi che andiamo a fare? E non ci divertiamo poi in paradiso. Quindi un purgatorio no, perché il purgatorio è palloso, dicono, quindi porto un condizionatore, vabbè, mi porto un ventilatore, porta a lui. Quindi diciamo ragazzi, ogni volta, però purtroppo ognuno dice che vuole. Sì, sì, facciamo come a chi, facciamo come a Barry White. Quindi ragazzi, diciamo, fai buoni, non ci pensavo, bravo. Comunque ragazzi, vi auguro buona serata, quindi basta che voi sta Apocalisse. L'Apocalisse la facciamo a tavola, avvocati o no? Facciamo una bella scassata a tavola, altro che Apocalisse, facciamo la fine del mondo noi a tavola. Altro che Apocalisse quattro cavalieri, io faccio i cavalieri, faccio a tavola. Faccio i quattro piatti. Faccio il piatto bianco, il piatto nero, il piatto rosso. Così faccio i quattro cavalieri. Te pareva, ci manca solo Francesco, Francesco Alessandro e facciamo i quattro cavalieri ci sono, ragazzi. Io, Avvocatella, Francesco e Alessandro. Quindi i quattro che mangiano più assai. Quindi già ci siamo. A Francesco e Alessandro mi mette proprio lontano. So che si ci mangiano pure a noi. Quindi diciamo che è così ragazzi. Quindi diciamo che questo vulcanologo qua già stanno incominciando a sparare i fuochi d'artificio, le bombe. Già ogni tanto si fa bum bum bum. Perché alle 4 domani mattina esce la Madonna, quindi già stanno iniziando con i forti petardi a scassare. Mo stanno facendo la gara a chi fa l'esplosivo più forte, quindi mo già i vetri della casa incominciano a muoversi, quindi mo fino alle 4 domani mattina sarà così, quindi mo fanno la gara a chi tiene la botta più forte, qua fanno la gara proprio. Dice no, la più forte è la mia, no, no, quando mai, senti questa e ne buttano un'altra. Sì, sì, ma penso che quello in effetti alle 4 esce la Madonna, eh. Poi accendono la vampa, che hanno fatto la vampa di legno e di paglia qua sotto. Quindi 5 e mezza, 6, sì. Per alle 4 inizia tutto. Quindi mo i ragazzi stanno già giù che stanno con le bombe in mano a tirare petardi e a vedere chi ha comprato quella buona. Quindi domani mattina invece, quando esce la Madonna, faranno una serie di batterie, quindi diciamo una batteria. E poi accenderanno quando la Madonna da qua sotto questo falò gigante che hanno messo un palo di legno con tutte fascine e lo daranno fuoco. Eh sì, Angeli, ma è una tradizione, guarda, io ero piccolo, avevo 13 anni quando sono venuto qua sopra a Matierno, è una tradizione che convergiti, faccia aerodroma la macchina, avvocato, conversione faccio, convertiti, no convergiti, faccia la conversione, ma non ce la faccio, è un caso disperato, avvocatello, convergiti, ho capito, convertiti, e già sono convertito. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte. Ci sentiamo domani. Voglio vedere se stanotte riesco a fare il video. Vabbè, io comunque vi auguro buonanotte, ma a finale io non vado a dormire perché è ancora presto per me. Figo, sono le 10:20, diciamo, se non si fanno l'una e chi si va a cuccare? Due, tre, potresti pure farci una tirata. Quindi è presto. Ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao Angelino, ciao Igor e ci sentiamo ragazzi, quindi nessuna apocalisse. Avvocato, qua sono abituato, faccio sempre tardi, una e mezza, due, sempre. Non lo so, è proprio una fissazione che ho. Poi fortunatamente mi alzo pure presto la mattina, non è che faccio tardi, quindi 7:30 sto a terra. Però è una fissazione, più no, se vado alle 11 a letto esco pazzo. Cioè, se adesso vado a letto io non ci riesco, è più forte di me.
Cioè, se non si fa l'una e mezza, due, no, no. Ma pure quando dice, vabbè, ma tu a volte, pure quando lavoravo era la stessa cosa. Cioè, non mi viene proprio. Cioè, non è una questione di fare un lavoro pesante oppure no, pure i mercatini, no? Io dopo aver fatto una giornata intera dura, andavo a casa, mangiavo la doccia e poi, diciamo che facevo sempre una e mezza, due, e poi era sette e mezza a terra. Certo, signora Maria. Vabbè, ragazzi, buonanotte a tutti. Quindi ci vediamo domani. Spero di riuscire a fare il video. Spero che mi alzo, metto la sveglia, voglio fare le 4 il video. Non faccio la... Può darsi pure che faccio la diretta, tanto poi la vedrete dopo. Sì, sì, ma pure io, guarda, faccio sempre tardi, tardi e poi mi alzo presto. Ma non ci faccio più caso nemmeno, quindi... No, sta qua, avvocatello, non è sparita, no. Sta in giro? Vabbè, per la macchina mo. No, sta facendo l'Apocalisse con la pagella del figlio. Stavamo parlando di Apocalisse, quindi l'avvocatella pure c'è l'Apocalisse a casa. Ah, pagella del figlio. Avvocatella, dove sta? Esci fuori. Cercasi avvocatella. Sapezza avvocatello, io. Sta rumeno già. Esci fuori, avvocatella. Io un pezzo avvocatello. Signore incoronato, abbiamo perso avvocatella. Mi sa che sei già addormentata mentre faceva la diretta. Mo stava qua, incoronato, mo abbiamo parlato, la pagella dell'Apocalisse, la pagella dei figli. Ah, il lo, capi che sta qua. Avvocato, pensavo che già ti eri messa a dormire. E gitti che stai già a Roma, e gitti, sei girato e sei dormito. Sta qua. Manco Google. Ancora no, ma ci vuoi fare un corso di napoletano buono, stavo io. Ma ci vuole un corso di napoletano accelerato a questa ragazza. E poi già sente la voce, già sente, perché così è facile a scrivere. Mi già immaginavo, ancora no, una mezza idea mi era fatto, guarda. Però Madda dice a voce, capi che è più difficile. Un dialetto ortese. Madda dice a voce, quando ci chiamato, qualche volta Madda dice, no, 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 me lo deve dire con la voce perché sicuramente sbagli, capi? Eh sì, avvocato, un conto è scriverlo, un conto è dirlo come dici, come la capi, no? Però, Giorgio, come dici tu, no, 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 non lo cancello, no, no, oramai guai è fatto, avvocato. Cioè, uno di... io ancora non ci penso, no? Una del Friuli Venezia Giulia, proprio polentone, 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 cavo parla napolitana. Vabbè, poverino, ancora no, è sempre la chiappa che parla al telefono e da parlare napolitano per me. Che quando parlo con lei parla sempre italiano, quindi non parlo napolitano. Quindi devo parlare la prossima volta che la chiamo da parlare napolitano su uno. Vedremo quanta sbagli fa la tua allieva poi. Parlo solo napoletano e vediamo come mi risponde. Così ti faccio vedere quanti sbagli fa. Non penso, vabbè. Allora in questi giorni ti chiamo così tanto per parlare e poi vedremo quanti errori hai fatto. Poi vedremo se il tuo maestro... No, no, ma non facciamo niente a comando, parliamo così, generale, senza come stai tutto a posto, che fai, che stai facendo, che ti hai mangiato oggi, così, normale, mica non dobbiamo fare nessuna cosa, una cosa normale. Quindi dobbiamo solo avere una conversazione normale. Che stai facendo? A aiuto, che ti hai mangiato, che rimane cucina. Però così, napolitano.
E tu mi devi rispondere giustamente napoletano. Yeah, pazzesco, una del Friuli Venezia Giulia che si sente Nino D'Angelo, popcorn e patatini, cioè, in che pazzesco, in signore incoronato, guardate, eh. C'è no, no, una polentona polentona che si sente Nino D'Angelo. Pensa che quando sono arrivato io a Torino con Nino D'Angelo tanti anni fa, la gente mi guardava incoronati, giuro, diceva, ma chi sta? Non vero. C'avevo una che macchina era? Aspetta, un'Alfa Romeo aperta, no? E avevo messo il CD di Nino D'Angelo, voglio un c'è, tutto quanto vanno a te. La gente ci guardava in mezzo alla strada, avvocato, incoronato. Ma qua Pino Daniele, voglio un c'è. Sì, sì, ancora no, noi siamo stati proprio Gigi D'Alessio, Rino D'Angelo a Torino, proprio io ci camminavo proprio a Corso Regina Margherita a tutto volume, popcorn e patatine, la gente si girava, secondo me la gente, sai quando ci guardava, diceva ma sti cafunaro non vedono, secondo me questa era la parola più adatta che c'è, ma a noi non ce ne importava proprio, figurati. Quando stava il semaforo rosso era proprio un divertimento, ora no. Quando tutto il volume, tutti quanti arrivederci scuola, ci rivediamo all'anno nuovo. No, a Torino proprio, ma ti dico una cosa, in Corona, a parte gli scherzi, a Torino Nino D'Angelo è molto sentito, ti giuro. Io pensavo che ero l'unico a sentirlo. In realtà invece poi ho scoperto che i torinesi piace tutti quanti Nino D'Angelo. È pieno, ti giuro. Un altro che piace pure lì è Natale Galletta. Quindi diciamo che a Torino pare strana sta cosa, ma è così. Ah, basta, avvocate. Diciamo che è veramente assurdo, ma è così, ragazzi. Cioè, a Torino mi aspettavo, sai, quando dice Nino D'Angelo, Natale Galletta, Maria Nazionale, qualcuno ti diceva, e chi sono sta gente? Invece no, li conoscevano. Gigi D'Alessio, cioè... Invece i torinesi, lo conoscevano tutti. No, a Milano no, però a Torino sì. A Torino era pieno di ragazzi che ascoltavano musica napoletana, anche se è strano, però è così. Anche perché a Torino poi ci stanno un sacco di siciliani, pugliesi. Gigi no, non ti piace Gigi D'Alessi? No, ma a me qualche canzone così mi piace. E di Nino D'Angelo, vabbè, mi piacciono tutte quante, anche perché sono cresciuto con i film di Nino D'Angelo, io, quindi Bombolo, Nino D'Angelo, ma tutti quanti, quegli attori dei film. Santa Maria Capovenere. Diciamo che ci sono cresciuti con i film di Nino D'Angelo. Mi ricordo che qua molti film andavano come Batte Spender e Terence Hill, continuavano a chiamarlo Trinità. Quindi diciamo che sono tutti film che hanno fatto la storia. Totò, sì, sì, l'ho incoronato subito esagerato, incoronato. Totò, Totò non puoi dire di no, incoronato. L'esorcista, lo sapevo. Vabbè, anche quello, non ci sta problema per me. Anzi, io che lo vado a trovare stasera sto pensando già che film vedere, ah. La facciamo una bella, come dice, ancora no. Allora che vogliamo mangiarci per secondo? Una bella padellata di uovo e facciamo le padellate all'uovo. E come le facciamo? Con la mozzarella. Tu mi raccomando, prendi la mozzarella, la premi. Se esce il latte la prendi, se no resisti. Sono film che sono passati alla storia questa qua. No, avvocato, non ha cominciato. In 1900 si può mandare un film, desisti, dammi a minimo 2010 anni, se no lascia stare. Allora, dal 2000 in poi, grazie. Se no, in ora che se mi mandano un film lo vinti lui, sono convinto. Non so, non so c'è sta collezione da Atene. Sì, sì. Non lo so, ma avvocato ti manda un film, sì, manda a me. Poi mi mandano un film su... Madonna, l'avvocato tiene proprio un gusto proprio, mamma mia, sei esagerato proprio. Mamma mia.
proprio gusto zero, proprio gusto zero. Proprio a te proprio la paura, proprio non sai, ti parla dell'esorcista, Tenun, Eli, ci sta tanta brava, Poltergeist, Damien, ma ci sta, tu mi dici un film proprio che, questo qua se lo vede mio nipote di 2 anni, non ce la faccio, è un caso disperato, ancora no, è imparato in napoletano a questo, no? Barra ci avrei pure due film di paura, per piacere, perché non ci posso, ma mandano i film su... No, Anthony, io ti dico la verità, c'ho Netflix e Team Vision, però i conigli cannibili, Enzo no vuole, mo chi è mo Enzo, mo, chi è tuo marito, mo, non lo so, Enzo non vuole. Ancora, signore incoronato, per piacere, un corso, e che ne sa chi è Enzo, mo? Lo dice a me incoronato, ma no, avvocate, non cambiare discorso, chi è Enzo? Ma io non è il marito, e chi è lui? Ah, mio fratello Enzo, dici tu. Pensavo Enzo, c'è tuo marito, chi ne sa? Niente, no, pure io, in verità, tutte le sere guarda è fisso un film di paura, quindi diciamo o fantascienza o paura, adesso di tutti e due, Anthony. Quindi o qualcosa di orrore, orrore, però no, tipo Avvocatello che mi manna i cose del 1919, che a manca la guerra ne erano fatti di film, però film diciamo che mettono angoscia, diciamo, ma non perché voglio tenere paura, è perché mi piace così. L'ho visto, è bello, è bello. No, io ieri mi sono visto Supernatural, sto vedendo Supernatural la 15ª stagione, ho visto la 7ª puntata, anche perché quest'anno Marchese del Green, quello pure bello è. Sì, sì, il famoso chi è? Alberto Sordi, sì, sì, Marchese del Grillo, sì, sì. Pure bello è quello, ma ce ne stanno un sacco al finale. Ma quello è vecchio comunque, sarà no, anni 80, eh. Sì, sì, guarda, io poi, diciamo su internet al finale, Anthony, vado a vedere tutti i film su streaming, quindi, hai log incoronati, quando sono la sveglia. Incoronati, ma tutte le mattine ti alzi presto tu? Ma lo fai per lavoro oppure perché ti piace a te? Non lo so. Ma lo fai per lavoro? O perché hai la terra tua, allora vai a coltivarla? Ah, lavori. Ora ti alzi presto tutte le mattine, salute. Tosta. Pure avvocatello lavora a domicilio con l'auto. Con la nanzera di tutta la giornata per la macchina. Ciao Olivia, buonasera. Ma purtroppo oggi in lavoro. Ah, sei barista, fai la barista, fai un caffè, avvocatello. Brutto mestiere, l'ho fatto per, ho tenuto il bar 12 anni, ancora no, un incubo. Avvocatello fa taxi driver, sì, sì, a Nazareth. Io l'ho tenuto per 12 anni, l'ho tolto di disperazione, la verità. È proprio una vita, diciamo, sacrificata. Ma no, no, eppure ero il padrone, eh. Però non ce la facevo più, tutti i giorni alle 5, cornetti, poi alle 8 le cose, quelle, ma un casino, poi non ci stava mai un giorno di chiusura. No, no. Allora io ero il padrone, ero lo schiavo a finale. Invece Avvocatello fa driver, shum, 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 shum. Già immagino perché la macchina è a Nazareth. Livia fa l'osso, quindi anche lei lavora per gli anziani. Su li faccio un po' di tutto qua. Invece io ragazzi faccio fiere.
Quindi diciamo ultimamente sto facendo YouTube, però la verità mi sono quasi un po' scocciatino, vorrei di ritornare a fare le fiere, quindi credo che quest'anno andrò in Finlandia. Quindi penso che da maggio a ottobre faccio 6 mesi in Finlandia, quindi a parte poi li farò sempre video comunque, però voglio andare un po', diciamo, a lavorare un pochino, quindi mi sono scocciato di stare a casa e me ne vado a fare 6 mesi tranquilli tranquilli. Sì, Livia, io lì faccio il cuoco lo stesso, quindi al finale non cambia nulla. Lì faccio panini, faccio pranzi, roba italiana, quindi al finale il mio mestiere è il cuoco. Quindi ho sbagliato pure, ho fatto padrone marittimo, ho preso il diploma nautico e poi al finale ho fatto il cuoco. Sì, sì, questo, sì, questo, quello degli anziani, diciamo che è vero, è una cosa che adesso va molto, quindi, però io ho sbagliato tutto perché io, secondo me, dovevo prendere come scuola l'alberghiero e non il nautico, perché poi alla fine dovevo fare, imbarcarmi su una nave, quindi ho fatto pure, però è troppo dura, non ce l'ho fatta. Poi fortunatamente ho avuto il bar per 12 anni, quindi lì ho fatto tutta la cucina, diciamo, ho imparato tutto, ma vabbè, la cucina in effetti l'ho sempre saputa fare, quindi è proprio come si dice, quando uno ha un dono ce l'ha e basta. Quindi se uno è portato per una cosa. I dolci non tanto, l'ho sempre detto, però per quanto riguarda tutto altro so fare da A alla Z, ma i dolci no. I dolci so fare solo le zeppole e la pastiera di grano. Poi per il salato non c'è problema su nulla, quindi cannelloni, pasta all'uovo, tutto questo qua so fare tutto, quindi diciamo che è così. Sì, sì, le so fare, sì, sì, Anthony, sì, sì. Ho fatto pure i tortellini, so fare tutto. Sul salato sì. Il problema è che non mi sono mai applicato sul dolce, quindi non è stato mai una mia passione, capisci, i dolci? Quindi non ho mai appreso, diciamo, a fare i dolci. Invece per quanto riguarda il salato, ho avuto sempre questa passione, diciamo, cannelloni, lasagne, melenzane ripiene, conchiglioni ripieni, quindi il sugo, tutte queste cose qua. È sempre stato così, quindi sono sempre stato portato omelette, porchette, carne, diciamo, asata, prosciutti, salumiere, rosticceria, quindi arancini, crocchette, cose qua, quindi l'ho sempre fatto, quindi... Invece per quanto riguarda i dolci ti dico sto a zero, in effetti è vero. Però per quanto riguarda io ho fatto la Sindone per 6 mesi, alla fine abbiamo guadagnato benissimo. Ho cucinato meridionale, quindi sono andato alla grande, si può dire. Quindi abbiamo fatto tutti i piatti, diciamo, della Campania, quindi parmigiana, cannelloni, lasagna, però come si fa da noi, non con la bechamel, oppure noi la facciamo diversa. Diciamo che voi la chiamate pasticciata, forse, come polpettine, uova soda, salame, ricotta, diciamo bella ripiena, quindi una pasta imbottita in effetti. Quindi rispetto che la lasagna, diciamo, sarebbe carne macinata e besciamella, quindi semplice. Invece noi la facciamo così, bella ripiena, tosta, diciamo. Quindi è un po' diverso il modo, il concetto, diciamo. Mademoiselle, sì, sì. Quindi diciamo che ho cucinato tutto campano. Sì, sì, ma questo mestiere della OS va molto pure qua a Salerno perché non ce ne stanno, eh. Stanno tante persone anziane e poche persone che fanno questo mestiere. Anche perché comunque devi essere un po' specializzato, quindi diciamo che è così. Però anche a me la cucina è sempre piaciuta, quindi diciamo che la faccio con... Sì, la faccio con gusto proprio la cucina, quindi anche perché
sono il primo che l'assaggia, quindi immagino un po'. Però mi sono fatto 12-13 anni di ossa, quindi oramai diciamo che se facevo l'alberghiero avrei fatto proprio la cosa giusta. Però al finale non mi pento di nulla, anche perché i 12 anni che ho fatto al bar, ragazzi, ho guadagnato davvero un sacco di soldi. Peccato però che me li sono mangiati, perché giustamente è anche bello dirlo, ma lì guadagnavo davvero tantissimo, ragazzi. Però purtroppo quando si è giovani, la capa non è buona come di chi. E quindi a finale ci siamo mangiato tutto, ragazzi. Quindi, però non me ne pento, anche perché mi sono divertito. Quindi, perché rimpiangere alla fine? Quindi ci stavano, ci hanno spesi. Che mi fa? Non ci stanno, non ci stanno. Ciao Diego, ciao, buonasera. Però al finale ci siamo visti bene della vita, quindi diciamo mi sono tolto tutti i sfizi, quindi ho girato tutto quasi, non dico tutto il mondo perché se ne esagero proprio, però metà mondo l'ho girato, quindi pure per lavoro, per cose. No, no, guarda, ancora no, non rimpiango nulla, guarda, ti giuro che ci sono stati dei giorni che io camminavo. No, stiamo parlando così adesso, prima abbiamo parlato un po', diciamo, dei vulcani, adesso stiamo parlando un po', diciamo così. No, no, al finale, guarda, in Corona stavano giorni, ti dico sinceramente, che camminavo anche con 10.000 euro addosso tranquillamente al giorno. Però purtroppo poi i vizi ci stanno, anche se non sono stati vizi chissà che, eh. Cioè, che ne so, usciva una macchina e me la compravo, che ne so, usciva la cucina a scavolini me la compravo. E l'ho spesi così, comunque sono cose che mi sono ritrovate alla fine, eh. Quindi diciamo i mobili, tutti quelli che ho a casa, li ho comprati tutti buoni, ma stanno ancora qua, comunque. Quindi che ne so, usciva la PlayStation all'epoca costava 800.000 lire, me la compravo. Diciamo che è così alla fine, quindi andavo in vacanza, qui, là, ho fatto mesi e mesi di vacanza. No, io c'ho la PS3 e vedi Anthony, ho comprato un emulatore dei giochi anni 80 perché sono un appassionato e lì ci stanno oltre 1000 giochi, che ti ricordi? Pac-Man, Ghost and Goblins, cioè roba proprio che stava anni 80. Invece la PlayStation c'ho la 3 io, la verità, e la Wii. Però gioco sempre a finale ai giochi anni 80, quindi però diciamo che mi sono divertito ragazzi a finale, quindi guadagnavo bene, però sì, sì, io ci gioco, ho comprato questa qui, l'ho comprata su internet, l'ho pagata 100 euro. Poi l'ho portata qui a Salerno e l'ho fatta modificare, nel senso che ci ho fatto mettere il joystick della PlayStation 4 wireless, capì? Così gioco senza filo. Quindi giocare a Pac-Man, Ghost and Goblins, Sonic, bello col wifi, è bello proprio, quindi ti diverti. Poi invece sulla PS3 mi piace Resident Evil, sempre di paura a finale. Quindi vado sugli zombie. Quindi diciamo che a finale, ragazzi, non mi pento di nulla, anche perché, ripeto, mi sono divertito della vita. Sì, sì, Ghost Goblins, sì, è difficile, sì. Però ti ricordi l'armatura, il coltello, la lancia, l'accetta? Ogni gioco ci gioco volentieri, la verità. Kung Fu Master, se te lo ricordi, quello del karate. Sono bei giochi. La scuola italiana ha fallito. Sì, da me sì, avvocato, proprio zero a me. Io ho sempre detto, qualcuno che a volte mi scrive su YouTube, Giuseppe, ma perché non impari un po' l'italiano? Dico, non mi piace. Ma perché devo cambiare la mia lingua? Cioè, io quando voglio parlare italiano, ragazzi, alla fine sbaglio sempre. Sempre guerra, in coppa settimana.
Vai avvocatella, forza avvocatella, fatti rispettare. Guarda avvocatella. Ma non ce la faccio. Mamma mia. Comunque ragazzi, a finale è così. In Corona, mo domani mattina ti alzi presto davvero. Poi già tiro su. Fa vedere le 11. Quindi alle 11 mo ti vai a cuccare e poi ti scidi 3. Saluto. No, mamma mia. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo domani. Spero di fare stanotte sta live qua alle 4, ma alle 3 ti esce da saluto. Auguri allora. No, guarda, io Anthony, io a parte che ho comprato il simulatore, quello là sta attaccato alla TV. Poi ce l'ho pure sul computer, se non voglio andare nel salone a giocare. Me ne videogiochi più libri. Ciao, Oshin the Warriors. Ma che nome che mi sa Oshi? Vabbè ragazzi, vi saluto. Vado a vedere il film che mi ha mandato Avvocatella 1911. Quindi sicuramente non lo vedrò perché quello è datato. Vabbè, Avvocatella, ma mica hai detto che diciamo è il ragazzino. Può darsi pure che è grande e ti dice che c'è il piccolino, no? Buonanotte Anthony. L'ultima volta abbiamo parlato, ciao Olivia, abbiamo parlato con quel ragazzo, ti ricordi quanti anni hai Marco? Ti ho detto che eri un bambino. Ciao Diego. E quello poi aveva 43 anni. Quindi al finale non può essere se è vero o no. Vabbè, poi io, buonanotte a tutti quanti, buonanotte in corona, quindi imparici un pochino pulire la compagnia tua. Perché sennò sta un po' inguaiato, sennò quando parlo per me, troppo non capisci. Sperando che sta capendo, mo. Avvocato ci sentiamo troppo, allora mandami un bel film di paura, però chi là che fa paura veramente, sennò lascia stare. Va bene dentro. Quindi, Ortese, o mi manna buono o film, o non mi manna proprio. Quindi, se fai una cosa facendo buona, se no desisti, come a Totò. È vero, ancora no? E ancora no, ma non film lo vinto a te, non ti preoccupare, a me 1911, a te massimo ti può trattare 1920. Vabbè, voglio buonanotte a tutti quanti. Buonanotte a tutti, lo dico pure in italiano, troppo va a qualcuno dice, Giuseppe, che lingua è? E ci sentiamo domani, forza ragazzi, ciao e notte a tutti, quindi domani non vi scassate perché rimaniamo immacolati, rimane già so che molti mangeranno, tanto buonanotte a tutti ragazzi e domani scassatevi, obbligatorio, poi domani vado a mangiare da mio fratello, faccio la diretta lì, vi faccio vedere un pochino come ci scassiamo noi a tavola, quindi ti faccio vedere in mano come mi scassi a casa di fratemo. Vabbè, ciao a tutti ragazzi e buonanotte. Ciao Incorona, ciao Avvocatella, ciao Diego, ciao Igor, ciao a tutti quanti che stanno nei tiri, ragazzi. Poi mi ricordo i nomi. Omsci, l'ultimo, stiamo a posto. Ciao Diego.